intanto io ho messo gli stinchi a cuocere. Benissimo. Allora, come li abbiamo fatti questi stinchi? Ovviamente in 2 ore lo stinco non cuoce, per forza di cose ve li ho dovuti mettere prima. Allora, lo stinco di maiale leggermente infarinato e soffritto nell'olio. Una volta passato nell'olio, quindi rosolato completamente, ho aggiunto sedano, carote e cipolle a pezzi grandi, Sì. rosolate bene. Subito dopo le spezie, quindi la bacca di ginepro, una stecca di cannella, qualche chiodo di garofano e poi vino rosso, quindi qua ci sono dentro 3 bottiglie di vino rosso, una punta di un cucchiaio di concentrato di pomodoro e lasciamo bollire. Praticamente è cotto nel vino, come facciamo noi il brasato. Ok. Se vuoi puoi sfumarli anche con un po' di cognac, ma questo all'inizio, di modo che vada via poi l'alcol. Lo stinco, che è una parte collagenosa, Buonissimo. buonissima, la carne è molto tenera se però cuoci in un liquido. Quando li fate arrosto, molto spesso voi, ho sentito tanti dirmi, ma lo stinco è duro. È capitato a voi di avere uno stinco arrosto un po' tiregno, un po' duro? E il motivo? La signora allora? mi dice di sì. Il motivo è che è cotto con l'aria secca, con l'aria troppo secca. Se voi avete l'accorgimento nella teglia di coprire bene lo stinco, quindi di bagnarlo col vino, bagnarlo col brodo, di tenere dentro l'umidità, solo a fine cottura alzate la temperatura del forno, scoprite dalla carta stagnola e fate rosolare. Allora avete una carne che è morbidissima. Se lo fate da scoperto subito, può darsi che sia un po' ciccoso, perché il collagene si scioglie in un liquido per tanto tempo, a 100 gradi. Ci rimane l'ultima cosa da preparare, che è il purè di zucca e la riduzione di balsamico. Quindi per fare la riduzione di balsamico basta prendere dell'aceto balsamico buono, e per buono intendo magari non un invecchiato, attenzione, ma un aceto balsamico buono, nel senso che non sia proprio di qua. Scusa, sono io che sono in mezzo. Di qua, e lo facciamo bollire. Semplicemente facendolo bollire si ottiene la riduzione. Attenzione, non aspettate di vedere il liquido troppo denso, perché raffreddandosi si addenserà ulteriormente, quindi spegnetelo sempre un attimino prima. Mentre per il purè di zucca mettiamo una pentola sul fuoco. Però non ne abbiamo più di spazio. Possiamo togliere gli stinchi che sono pronti. Quindi allora, questi li possiamo togliere. Faccio io. Fa tutte le. Pensi mi. Che pensi mi sì, Che perché è pensi inutile mi. prenderla in mano 2 volte, no? Mettiamo la pentola sul fuoco, accendiamo il fuoco. Un goccio di latte, che ce l'ho qua già aperto sul fondo. Non tanta roba, un goccino di latte. Una noccina di burro. Appena da sentire. Vediamo, no, facci vedere. Beh, questa volta sì. L'aceto. Ah, scappa l'aceto. L'aceto. Facciamo piano piano. Ecco, posto. Bisogna solo dare una pulita lì, se no. No, aspetta che abbassiamo subito. Bisogna abbassare. Scappa, vedi che scappa? Aspetta, Rizzi. Ok. È arrivata Martina. Ciao Matteo, Martina arriva. Ciao, vieni Martina, datemi il microfono. Ciao Martina, buongiorno speaker ufficiale Anzi, di buon pomeriggio. Friuli Doc da tantissimi anni, ormai da tanti anni. Lei è la voce ufficiale di Friuli Doc. Ma cosa succede qua? Mi dici un po'? Allora, io sto facendo il purè di zucca che va ad accompagnare gli stinchi brasati. Allora, io prima ho semplicemente passato la zucca qua, ci ho messo un pochino di sale. Se volete vi piace anche un po' di noce moscata. Io in questo caso non la metto perché abbiamo tante spezie già nella salsa del brasato. Allora, gli stinchi, dobbiamo non fa male. passare la salsa, quindi togliamo gli stinchi, li mettiamo qua, montiamo il frullatore, perché poi tutta questa salsa deve essere frullata. E il purè? E il purè di tutto zucca. Nello stesso piattino, sì, giusto? Con una goccia, proprio col cucchiaio di aceto balsamico sulla zucca.